20% in più di volumetria per gli edifici residenziali, il 20% di superficie per i capannoni. Se poi si demolisce la vecchia costruzione, si può costruire fino al 30% in più se si utilizzano le tecnologie tradizionali, il 35% forse elevabile al 40% se si usa la bioarchitettura e le tecniche di risparmio energetico. È stato illustrato in una sala gremita al Maggior Consiglio di Treviso il disegno di legge regionale a sostegno del settore edile, più noto come Piano Casa, già approvato dalla Giunta Veneta, ora in commissione, prossimo ad approdare in Consiglio. Il Piano Veneto, che ha anticipato il decreto del governo, si propone, aiutando le famiglie, di ridare slancio ad un settore messo in grave difficoltà dalla crisi economica. Le piccole imprese possono cominciare a lavorare di nuovo, oggi hanno un momento molto difficile, perciò occupazione, ricchezza e PIL, ma dall'altra parte la cultura veneta, quella di mantenere i propri figli legati alla famiglia e dare la possibilità di ampliare quella casa che forse era un po' grande per 3, ma diventa piccola per 4. Con questo tipo di ampliamento diventano 2 belle case vicine, migliorate, e aiutano le giovani coppie che vogliono sposarsi. E se l'edilizia ricomincerà a girare, il settore potrebbe fare da volano alla ripresa dell'intero sistema economico veneto. Se solo il 10%, 15% dei cittadini veneti, dei proprietari di abitazioni veneti ne potessero usufruire, l'effetto showdown sarebbe straordinario, parliamo di decine e decine di miliardi di euro. Ed il Piano Casa Veneto sta subendo un'accelerazione. Il 15 aprile ci sarà un Consiglio regionale straordinario. A metà maggio dovrebbe essere convocata la riunione per il voto finale, così che a giugno possano già partire i primi cantieri.